Giovanni Carroni, direttore artistico della compagnia teatrale Boche Teatro. Si avvicinano i 30 anni della vostra attività, prevista a 2 giorni per il 16 e 17 ottobre prossimo. Quali sono gli eventi in programma? Sì, siamo nati esattamente a marzo del 1988 e queste manifestazioni legate ai 30 anni si aprono con un convegno lunedì 16 alle ore 19 e ci saranno come relatori Niccolò Cattici, psichiatra, psicoterapeuta e direttore della scuola Artedo di artiterapia. Questo perché crediamo che comunque il teatro, oltre che insomma divertire, sia anche uno strumento educativo e di recupero per quei casi di disagio, comunque di fragilità, specialmente per quanto riguarda i bambini e i ragazzi e i giovani anche. Ospite ci sarà anche Silvio Binu, che è presidente della Lariso, e anche lui parlerà del teatro come strumento di recupero sociale. Monica Corimbi che parlerà di teatro con i bambini e nelle scuole. E poi ci sarà anche un ospite illustre che è Mario Faticoni, un mio collega che è stato uno dei fondatori del teatro in Sardegna, insomma. Lui è stato il pioniere insieme a Tino Vettilli e quindi a Corrado Gai, a Marco Parodi, insomma a Cagliari, della prima compagine teatrale, di intervento teatrale, che poi sarebbe pervenuta, sarà la cooperativa Teatro Sardegna. Quindi Mario ci parlerà in qualche modo degli ultimi 50 anni insomma, del teatro in Sardegna, e tant'è vero che poi il 17 sarà una serata sempre alle 19 dedicata alla presentazione del suo libro Un delitto fatto bene.